numero 8, in porta c'è il numero 12. Piccolo aneddoto, si gioca Cambareri per Cadù, ancora per Cambareri, tiro esterno della rete di A2 Elite. Mascalucia da sempre, è stato sempre del grandissimo filo da torcere alla formazione calabrese. Cividini, palo, sono i signori Giulio Fantino di Savona e Cristoforo Corsini di Tara, ultima in classifica, e comunque questa sera sta provando a giocare forte. Pisetta, il gol in casa futura sembra sempre nell'aria, e arriva nell'aria verticale Cividini, si combatte, palla per Pisetta, tanto spazio libero, gol ieri il Pisetta. 19 sempre del progetto Puzza Più di Andrea Ramondino e di Meli. Vitigno pronto a battere, tiro da campo per lui e tutti i suoi compagni, l'Under 17 Cadù del Brasile, di Marzio Toni, dunque può alternare quando occorre. Palo Pioni, Cividini per Pisetta, macina chilometri, Ariel torna indietro, tiro, ottima, Poti, la ruba Jean, Cividini, bocca, battuta, Poti, bellissimo, si può giocare con la mancina per Pisetta, ancora Cadù, Pisetta la va a riprendere Cividini, Cividini prova a girarsi il capitano, assist per Pisetta, banda, palo, battuta, Pisetta, servito Cividini, Cividini per Cadù, botta, ancora Vito Andrea Falcone, ancora Cambareri, verticale a Pisetta, Cividini gliela ripassa di tacco, gol. Ancora palla fuori, 14 minuti 9 secondi, Falcone ancora la battuta, Pisetta ancora gol, 14 e 6 secondi, si gioca, Cadù porta vuota, 5-0, ancora un tiro, prima parata in questo secondo tempo per Alessandro D'Agostino, apertura per Cadù, 11-26, Cadù, tutta la banda, Cadù, gol, 55, attacca Mascalucia, Sant'Onofrio, diagonale, banda, tiro, bravissimo Andrea, palla fuori, riparte Vitigno, verticale per Turiano, assist per la botta, il gol, primo gol questa sera per Andrea Cambareri, sentenziva per la Cadiant Incendi Futura, alla battuta, Vitigno, gol, realizza anche Cristian Melito. Salutiamo nel frattempo un giovane tifoso della Futura, botte di Cividini, ribattamento per Cividini, il capitano che rimane in campo, Quillaci, Cividini, assist per Vitigno, bella la palla, ancora palo, e miracolo di Piuso che si galvanizzano, è appena entrato anche lui alla divisa della Cadiant Incendi Futura, quindi c'è stato un problema con le divise dei portieri a questo punto. 2 minuti e 33 secondi, si gioca, botta, sfiora il raddoppio personale, Serie A2 Elite ovviamente a causa di un Mascalucia ovviamente in difficoltà. Qui va l'abbraccio a tutti loro e ai tifosi che sostengono questa formazione, vince la Cadiant.